buonasera a tutti e benvenuti. Anche questa sera vi vedo con piacere numerosi. Questo progetto Volver è uno dei due progetti che l'Ateneo Veneto ha pensato, ideato e realizzato per i veneti nel mondo. E sono due progetti che sono stati finanziati dalla Regione Veneto, che fin da ora voglio ringraziare per la sensibilità che ha sempre avuto su questo argomento e anche per aver scelto l'Ateneo come luogo di realizzazione dei progetti stessi. Il progetto nasce sostanzialmente dalla biografia di due illustri veneti che sono emigrati in Argentina nei primi del Novecento, il poeta Mario Battistella e il violinista Manlio Francia. Sono due veneti illustri che hanno rivivificato il tango in un momento in cui, come dire, aveva una sorta di débâcle. Le loro biografie e le loro storie sono servite di traccia per questo progetto. Come sapete, il tango non è solo un ballo, il tango è uno stato dell'anima triste, dell'anima passionale, dell'anima nostalgica, dell'anima speranzosa. È comunque una lente di ingrandimento formidabile per capire il fenomeno migratorio. E infatti questa sera si parlerà e si ballerà, si parlerà di tango e si ballerà il tango, ma, come dire, con una luce sul fenomeno migratorio. Ci saranno quindi studiosi del fenomeno migratorio, studiosi del tango e ballerini. Io devo ringraziare, oltre alla Regione Veneto per il finanziamento, il poliedrico professor Balboni, che ne inventa una più di Bertoldo e che è riuscito a far diventare l'Ateneo, che è un luogo di conferenze, persino una sala da ballo. Forse potrei dire una milonga, professore, o è troppo? Allora, non porto via tempo perché la serata è densa, quindi questa volta dico si apra la conferenza, ma si aprano anche le danze. Grazie per la vostra presenza. Bene, allora, grazie alla Presidente per questa presentazione. Vado diretto a darvi il quadro, perché è una serata molto piena, quindi sarò brevissimo anch'io. Abbiamo due storici, Javier Grossutti. Javier vi dice già la matrice spagnola da un lato, Grossutti la matrice friulana, direi, dall'altro, che è uno studioso dell'emigrazione in Argentina. E poi avremo Camillo Robertini, che per cause varie ma ovvie ci parlerà direttamente da quello schermo, che ha lavorato molto sulla condizione degli immigranti, cosa facevano, perché suonavano il tango, ma che lavoro facevano per mantenersi. Poi avremo due esperti di tango veneto in Argentina, Dino De Rossi, che si occupa di Manlio Francia, e Liviana Loatelli, che si occupa del veronese Mario Battistella. E infine c'è tutto il mondo musicale che fa capo a Hernán Fassa, che è un pianista, e abbiamo con lui Gino Zambelli al bandoneon, Giovanni Restieri al violino, Virgilio Monti al contrabbasso e la cantante è Paola Fernández dell'Erba. Avremo poi due ballerini, Alejandro Aquino e Angelica Grisoni. Angelica Grisoni è una maestra e coreografa di tango argentino e ha partecipato a tutta una tournée che dura da tantissimo tempo, insieme ad Alejandro Aquino, per lo spettacolo Omaggio a Osvaldo Pugliese, che è stato in quasi tutti i teatri italiani e così via, e ha una scuola di tango a Roma e tiene degli stage qua in tutta Italia, tra cui Venezia. Alejandro Aquino è un coreografo e direttore, e ballerino ovviamente, e direttore dell'Accademia del Tango Argentino qui a Venezia.
Fu scelto nell'89 dal maestro pugliese, da Osvaldo Pugliesi, che è un pilastro della storia del tango, per la tournée mondiale appunto dedicata a Pugliese e Astor Piazzolla, altro nome evidente. Basta, vorrei ringraziare, sperando che sia ancora qui, la persona che sta eccola là, Marina Niero, perché davvero in questa follia è riuscita a tenere in mano tutte le cose. Che cosa c'entro io? Sono un bel riassunto di queste cose. Subito dopo la guerra i miei sono emigrati, io avevo 5 mesi, sono andati in Argentina, ho vissuto là molti anni, sono tornato per la scuola media. La signora che ci affittava la casa, e che io chiamavo nonna in mancanza di nonne vere, era una professoressa di pianoforte e insegnava pianoforte a quelli che suonavano poi nelle orchestrine. Mi faceva da nonna, quindi avevo 3 anni, stavo sul suo ginocchio e quando lei suonava mi diceva do, sol, il tango ha dei ritmi molto precisi, quindi prima il do, il sol e così via. Sono passati 70 anni e so ancora suonare tango e mi diverto come un pazzo. Ragione per cui ho una ragione per essere qua. Anch'io sono il risultato dell'emigrazione e del volver, cioè del ritorno che c'è in tantissimi tango come desiderio di fondo. Allora, arriviamo ai nostri 2 autori di tango, parole e musica. Parole, Battistella. Io vorrei Liviana Loatelli qua. Liviana Loatelli è una musicista, una pianista, ma è insegnante di lettere antiche in un liceo di Verona e ha scritto un libro dedicato alla figura di Mario Battistella, che è veronese, emigrato in Argentina all'inizio del Novecento. Liviana Loatelli ha un gruppo che si chiama Alma Migrante, che si interessa proprio agli artisti veneti che sono emigrati in Argentina e ne studia le storie e sta facendone rivivere le musiche. Quindi le do la parola proprio per parlare di Battistella nel quadro dei veneti che portavano musica, parole e musica in Argentina e nel tango. Vi ricordo che il tango è patrimonio dell'umanità, secondo l'UNESCO, è uno dei patrimoni dell'umanità. Grazie, buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza e grazie per questo invito bellissimo. Io vi parlerò di Mario Battistella e diciamo della ricerca che mi ha appassionato, che mi ha impegnato per un po' di anni ormai. È un mio conterraneo, perché io sono di Verona e questo personaggio è di un paesino molto piccolo in provincia di Verona, verso Soave, che si chiama Monteforte d'Alpone. Sono venuta in contatto con la sua biografia e diciamo la sua figura artistica un po' per caso, anni fa, quando con mio marito, che è violinista e il violinista del gruppo dell'ensemble Alma Migrante, abbiamo iniziato a suonare tango, ma partivamo tutti da Piazzolla. Però poi, scavando un po' indietro, abbiamo visto che appunto c'erano parecchi veneti che sono emigrati in Argentina e là sono diventati dei collaboratori di grandi personaggi di tango, compositori, cantanti. Uno di questi appunto è proprio Mario Battistella. Di lui si sa poco della parte che riguarda la sua vita in Italia e io ho cercato un po' di ricostruirla attraverso gli archivi parrocchiali, attraverso gli archivi comunali, per cercare di delineare un po' meglio quello che è la sua figura anche, e poi soprattutto per farla conoscere anche nella sua terra natale, perché sapevano veramente molto poco di lui, nonostante poi in Argentina sia diventato un personaggio veramente importante perché è collaboratore, lo vedremo tra un attimo, di Carlos Gardel, insomma il tango, l'emblema del tango per eccellenza. Mario Battistella nasce alla fine del 1800, nel 1893, e muore a Buenos Aires nel 1968.
Io ho cercato appunto di ricostruire la sua vita, almeno nella parte italiana, perché veramente si sapeva pochissimo. Le biografie che ci sono in internet molto spesso si discostano tra di loro, tra le biografie italiane e quelle in lingua spagnola, e alcune sono anche molto fantasiose, quindi effettivamente è un po' difficile ricostruire la sua infanzia in Italia e a Monteforte d'Alpone. Qui ho trovato l'atto di nascita e di battesimo. Le date non coincidono, le date di nascita nei due atti non coincidono, si discostano di qualche giorno, però era anche una cosa frequente, esatto, perché magari la parrocchia registrava dopo la nascita. E poi io sono andata a Monteforte d'Alpone e a fare varie ricerche. Ho incontrato anche un suo pronipote, che è l'unico attualmente che è ancora vivente e che ha conosciuto Mario Battistella, perché intorno agli anni 60, 50 è tornato in Italia, è tornato per trovare la sua famiglia, e quindi questo suo pronipote, che si chiama Gianmarino Battistella, che avevo intervistato poi all'interno del libro, l'ha conosciuto e quindi ha un ricordo, anche se era piccolo, era giovane Gianmarino, però ha un ricordo di questo uomo molto elegante, di questo suo zio che era andato in Argentina, e quello che mi ha detto è che si ricorda proprio di un uomo elegante e raffinato, e questo è un po', secondo me, la cifra dei suoi testi anche di tango. E qui possiamo vedere nell'inquadratura più stretta le iniziali LB Luigi Battistella della casa del nonno di Battistella, che si può trovare a Monteforte. Erano una famiglia di ciabattini, erano abbastanza poveri, anche se non poverissimi in realtà. Sicuramente hanno con la famiglia voluto spostarsi ed andare oltre oceano. Più o meno è emigrato nel 1910, però non si sa bene se è emigrato da solo o se è emigrato con tutta la famiglia. Io ho cercato un po' poi di tracciare i suoi spostamenti, però si interrompono a Gambellara, che è un paese appunto in provincia di Vicenza, intorno al 1901. Sicuramente la famiglia si è spostata da Monteforte, è andata ad Altavilla Vicentina e poi a Gambellara, però poi lì le tracce si perdono, quindi si sa poi anche da fonti argentine che lui è arrivato a Buenos Aires circa nel 1910. E là è diventato pian piano una personalità che si è fatta strada. All'inizio ha cominciato come traduttore di canzoni, poi intorno agli anni 20 arriva per lui la grande fortuna, il grande colpo di fortuna, perché conosce Carlos Gardel e diventa praticamente un suo amico proprio e un suo collaboratore. Ha scritto per lui tante cose diverse insieme a Gardel. Ha scritto le sceneggiature, scusate, di alcuni suoi film, di cui qui possiamo vedere le locandine, e poi è diventato il suo paroliere, fra i tanti che hanno scritto letras, cioè i testi di tango di Gardel, c'era sicuramente anche Mario Battistella. Ed è stato anche poeta, infatti qui ho riportato una sua poesia giovanile, Già in questa poesia possiamo vedere quali erano alcuni dei suoi temi cari, che poi noi ritroviamo all'interno dei tanghi. In particolare il discorso della difficoltà della vita, e anche il fatto che lui si discostava molte volte, molto spesso, da quello che era un po' il sentire comune. Questo lo porterà poi anche nella sua vita a diventare voce di chi non ha voce, perché scriverà testi di denuncia sociale che vedremo tra un attimo. Ecco, diciamo che i suoi testi più importanti, nonostante abbia scritto poesie, sceneggiature anche per spettacoli di varietà, sono sicuramente le letras, cioè i testi dei tanghi, perché ovviamente c'erano tanghi solo strumentali, come abbiamo sentito prima, ma anche tanti tanghi che presentavano un testo.
E nella, diciamo, quello che è l'equivalente della nostra SIAE in Argentina, la SADAIC, cioè dove vengono depositate tutte le varie musiche, si trovano sotto il nome di Mario Battistella più di 250 testi. Lui era anche conosciuto come con uno pseudonimo, Wood, scritto W-O-O-D. E questa era una cosa abbastanza comune, cioè molto spesso questi autori di tango avevano degli pseudonimi. Oppure era conosciuto anche come Mario Bates Stella, come si può vedere da uno di queste copertine dei tanghi. Ecco, quindi la sua attività principale, possiamo dire, è stata proprio questa, quella di comporre letras per i tanghi. Io ho portato qualche testo perché nel mio libro, appunto dedicato a Battistella, mi soffermo su alcuni dei suoi testi più importanti e forse anche un po' quelli che mi sono piaciuti di più. In realtà sono tantissimi e quindi avevo fatto una scelta quando poi avevo pubblicato questo libro. Questo in particolare è un testo che è forse uno dei più famosi di Mario Battistella, cantato da Carlos Gardel. Si chiama Melodia de Arrabal, è un tango del 32 e qua, diciamo, raffigura, tratteggia quella che è un po' l'idea, l'ambientazione che possiamo immaginare di questi migranti, per riallacciarci a quello che era stato detto prima, che si trovano a vivere catapultati in una nuova realtà, che è appunto quella molto spesso dei sobborghi di Buenos Aires. Qui troviamo una raffigurazione di un quartiere che viene definito inargentato dalla luna, si sente una milonga in lontananza e ci sono gli elementi tipici del tango, un mantice, possiamo immaginare il bandoneon, e una ragazza che aspetta sotto un lampione. E poi nel ritornello troviamo invece uno dei sentimenti più accorati del tango, cioè l'idea della nostalgia, e il fatto che il quartiere rappresenti per una persona, in particolare per questi migranti, possiamo immaginare uno degli elementi, diciamo, centrali della propria vita, cioè cercare di ritrovare una identità. Ho riportato questo testo un po' per far capire anche, oltre a questo scenario della Buenos Aires tipica, anche quali sono alcuni dei tratti, secondo me, dello stile di Mario Battistella. C'è sempre qualche dettaglio molto poetico, ad esempio l'idea della luna che inargenta il quartiere, e poi il fatto che all'interno dei testi di Battistella non ci siano mai toni esagerati, non è mai volgare. A volte i testi di tango sono anche molto forti, presentano anche un linguaggio a volte estremamente colorito. Ecco, un po' la cifra di Battistella invece è proprio perché l'ho definito il poeta del tango, perché è sempre estremamente elegante, raffinato. Questo ne è un esempio. Ci sono anche in tantissimi altri testi delle immagini molto poetiche che lui porta, e anche però immagini delicate. C'è una cura, ecco, secondo me, proprio all'interno del suo modo di comporre. E poi mi volevo soffermare velocemente su quello che accennavo prima, i testi di denuncia sociale, che sono, diciamo, una parte molto importante della produzione di Battistella. Qui ne ho portati due, forse più importanti. Uno è Al piede della Santa Cruz e l'altro è Bronca. Uno, Al piede della Santa Cruz, è un tango del 1933, mentre l'altro è uno dei suoi ultimi tanghi del 1963, lui appunto muore nel 1968. In particolare con questo tango, Al piede della Santa Cruz, mette in scena, mette davanti al pubblico un problema grandissimo per l'epoca, e cioè quello delle rivolte operaie. È scritto nel 1933, però si riferisce a un periodo intorno al 1920 in cui c'era stato un episodio molto particolare che viene chiamato quello della Semana Tragica, cioè la settimana tragica, all'interno della quale c'erano state varie lotte da parte di operai che cercavano di avere
condizioni di vita migliori, condizioni di lavoro migliore, passare ad esempio dalle 66 ore settimanali di lavoro alle 48 ore e ad avere degli stipendi un po' più dignitosi. Ecco, queste manifestazioni erano arrivate talmente all'estremo perché la situazione non era sostanzialmente cambiata, che praticamente Battistella ritrae quello che era stato poi invece una repressione da parte delle forze di polizia di questi manifestanti, e questo viene immortalato all'interno di questo testo, Al piede della Santa Cruz, che gioca sull'idea della Santa Croce, nel senso il riferimento che ci viene subito in mente è quello di Cristo, ok? E gioca su questo riferimento, e invece il luogo reale di Santa Cruz, che è una città, scusate, dove appunto si erano verificati questi disordini. Ci tengo a portare questo testo perché appunto ci fa capire come Battistella fosse anche attento alle problematiche sociali del suo tempo. Viene chiamato la voce di chi non ha voce, perché in alcune testimonianze ho trovato che la verità sulle questioni sociali si veniva a sapere non dai giornali ma dai testi, anche dai testi di Battistella. Ovviamente per un periodo diventa un personaggio scomodo, per cui i suoi testi, i suoi tanghi per un po' di tempo vengono anche censurati e non si possono ascoltare. Concludo con questo ultimo testo, si chiama Bronca, la traduzione è rabbia, è uno degli ultimi tanghi. Ecco, questo forse è uno dei testi più forti, più icastici, cioè crea delle immagini veramente molto pregnanti. Qui si scontra, diciamo, con tutto quello che vede essere la mentalità imperante dell'epoca, e cioè un'epoca moderna dove trionfa il delinquente, dove chi vuole essere onesto sembra il tempo di Colombo, cioè sembra antiquato, l'essere cortese è passato di moda, non ci sono buone maniere con le donne, insomma porta sulla scena quelli che dovevano essere gli atteggiamenti comuni che lui vedeva e dai quali però si discosta in maniera molto forte, e fa riferimento in particolare all'anno 62, in cui c'è stato uno dei vari colpi di Stato, e lamenta proprio questi disordini, questi ormai disvalori. Ultima cosa per far capire come Battistella fosse veramente un personaggio, un artista tutto tondo. È vero che lui è famoso soprattutto per le letras, cioè per i testi di tango, però ha scritto anche di alcuni tanghi la musica, perché era un musicista, sapeva suonare, sicuramente suonava il clarinetto nella banda del suo paese quando era piccolo. Ha coltivato poi evidentemente nel tempo anche la passione per la musica, diventando anche compositore. Sono brani meno famosi questi, però testimoniano anche la sua capacità comunque di comporre. Ecco, quindi diciamo, per concludere, quello che mi ha lasciato la figura di Battistella, che continuo a studiare perché mi affascina molto, è proprio questa idea di essere un artista elegante, molto raffinato, però capace di fare tante cose diverse, e testimone anche proprio di questa integrazione fra culture, quella veneta italiana e quella argentina. Grazie. Eventualmente ci sentiamo dopo. Allora, Dino? Eccolo. Dino De Rossi, che ci racconta invece dell'ultimo tassello, cioè Manlio Francia. Tra l'altro, Manlio Francia è legato, vi ricordate prima vi ho detto del nonno di Hernán Fassa, che suonava il violino, era diplomato al conservatorio. Hanno suonato insieme nell'orchestra di Julio De Caro, che era un'orchestra molto grossa. Dino De Rossi, gondoliere, appassionato di tango argentino. Come mai sei arrivato al gusto del tango?
Beh, il tango diciamo, rimane impresso alle persone che qualsiasi persona lo veda per la prima volta e lo mette in custodia nella sua memoria. Per me è successo successivamente di appassionarmi di tango. E questo lo reputo collegato in qualche maniera anche al mio lavoro. Il mio lavoro è un lavoro che si lega totalmente alla città, alle sue tradizioni e mi dà modo di viverla da un punto di vista privilegiato e che mi radica fortemente con la città. La passione del tango, dicevo, appunto, è maturata nel tempo e ho avuto occasione di frequentare alcune associazioni finché sono approdato all'Accademia di Tango Argentino, che è guidata appunto da Alejandro Aquino, che si esibirà più tardi, ballerino e coreografo di fama internazionale. Ho avuto modo così di conoscere anche altri punti fermi per la città per quanto riguarda il tango e la sua storia, qui a Venezia non solo. E Magda Patarello è una di queste. E attraverso loro sono entrato più in profondità. E la prima cosa che mi è apparsa e mi ha colpito è stata questo ricorrente ripetersi di nomi italiani in tutti i suoi campi, dalla poesia alla musica alla danza. E questo radicamento è quello che poi mi ha scaturito una domanda, cioè la volontà di cercare la figura di un veneziano, perché no, in mezzo a tanti italiani. Ed è qui che è iniziata la ricerca. Adesso non voglio portare via tempo citando nomi, date, anche perché non vorrei che i musicisti si raffreddassero troppo. Voglio dire solamente che Manlio Francia è una figura che coincide col tango già nel momento in cui nasce. La sua nascita ha molto di tanghero. Questo è Manlio Francia, circa 20 anni. Y en esta oportunidad vamos a rendir nuestro homenaje a quien fuera un gran maestro dentro de la historia del tango. Su nombre, Manlio Francia. Tengo entendido que usted nacía en Italia. En Venecia. En Venecia. ¿Cuándo ocurría ese hecho? 1902, 29 de julio. 29 de junio, magnifico. Eccolo qua, questo è uno dei cardini del mio lavoro. È il lato di nascita di Manlio Francia, che nasce il 29 giugno del 1902 a San Barnaba, in una modesta casa. Perché dicevo ha molto di tanghero? Perché richiama a uno dei concetti cardine che si ripetono continuamente nei testi dei brani di tango: l'abbandono. L'abbandono, quello forse più feroce, l'abbandono della madre. E questo è un fatto che mi ha colpito, come colpirebbe sicuramente qualcuno si appresti a fare una ricerca di questo tipo. Lui nasce da una donna che non vuole essere riconosciuta e non riconosce il figlio, e viene affidato ad un'amica che lo porta presso l'anagrafe per essere registrato. Verrà registrato con il nome di Indetti. Indetti, come dalla pietà, sono quei nomi che venivano affidati ai bambini che non avevano un genitore che li riconoscesse.
e da qui poi passerà, come di consuetudine, all'Istituto degli Esposti Santa Maria della Pietà. Fortunatamente per lui rimarrà ben poco, una decina di giorni, dopodiché si presenterà la madre naturale che lo riconoscerà. Da lì comincia poi la costituzione passo passo della famiglia di Manlio, quando la madre Elvira si sposerà con quello che sarà la persona che darà il nome a Manlio, Attilio Francia. Allora, Attilio è già un musicista, un violinista e ha un'orchestra che gira per le varie città balneari, specialmente nella stagione estiva, finché si sposterà in Costa Azzurra, nelle città di Nizza, Montecarlo, Vichy. E in occasione in una di queste occasioni gli si presenterà l'opportunità di trasferirsi a Buenos Aires per continuare la sua attività professionale. E nel 1907 si trasferirà per la prima volta in Argentina. Questi si susseguono alcuni diversi viaggi tra le due coste dell'Atlantico, e ogni volta che il padre Attilio Francia si sposta con tutta la famiglia, quindi porta il figlio e la moglie. Nel 1914, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, viene bloccato lì in Argentina e da lì poi si stabilizzerà e non tornerà più in Italia né in Europa. Quindi, ecco qua. Quindi Manlio Francia aveva già cominciato a studiare il violino da bambino, a 5 anni, quando ricevette in dono dal padre il primo violino e il padre impartì le prime lezioni. Bloccato a Buenos Aires, riprenderà gli studi di violino, diplomandosi poi alla fine a 16 anni al Conservatorio di Santa Cecilia a Buenos Aires, e da lì comincia la carriera, la maturazione artistica, come vedete qui sulla slide. Frequenterà i cabaret, che erano i punti di ritrovo dei musicisti in quegli anni, dove principalmente si suonava jazz in quel periodo, che era l'espressione musicale più di moda. E tra i vari brani di jazz venivano proposti dei tango. In questa occasione conoscerà i primi personaggi importanti, i primi rivoluzionari un po' del tango, che poi li vedremo, sono Julio De Caro e Osvaldo Fresedo. Con Julio De Caro incise ecco qua. Con Julio De Caro ha inciso un brano che vi prego di ascoltare per sentire un po' l'evoluzione del violino. Ecco qua, ecco, non so se... Manlio Francia è stato riconosciuto da uno dei massimi critici e storici del tango, che è Luis Adolfo Sierra. Lo definì il più grande secondo violino della storia del tango.
Cosa vuol dire secondo violino? Secondo violino non è secondo per importanza, secondo è quello che ha un ruolo fondamentale nell'orchestra di tango, è quello che segue la melodia del brano, è quello che dà maggior forza al brano e lo fa con un'aggiunta in più che è quella dell'improvvisazione. È un dono che gli è stato riconosciuto, quello di essere particolarmente dotato per questo improvvisare il brano, e al punto che improvvisava anche nel momento della registrazione. Fu anche lui, come Battistella, amico di Gardel, e con Gardel riesce a ottenere l'assenso a scrivere un brano per lui. Si intitola Maldita Visión e spero che questo si riesca a sentire. Don Mario Francia, ¿usted conoció a Carlitos Gardel? Sí, como no, éramos compañeros de gimnasia del Club Asociación Cristiana de Jóvenes. Carlito es una persona maravillosa, pero desgraciadamente tuvo que morirse para que se le empezara a dar la importancia que tiene, ¿no? Donde quiera que vaya, y aunque corran los años, tengo siempre la cruel visión de aquella noche de mi decepción, en que vi a la ingrata muy feliz en los brazos del amigo de juventud que traicionaba todo mi honor. Lo dejé. Ecco, concludo dicendo questo, insomma, Manlio Francia è un figlio di questa città e questo lavoro che è stato portato avanti con questa ricerca ha la volontà di far riconoscere i meriti di questo musicista a questa città, perché è conosciuto e ammirato in Argentina per tutto il lavoro che ha compiuto, mentre qui praticamente è sconosciuto anche nello stesso mondo di chi frequenta il tango. E questo secondo me è un punto, insomma, che merita di essere approfondito. Basta, concludo dicendo che Volver vuole essere qualcosa che va oltre questa serata. Perché parlare di emigrazione vuol dire parlare delle nostre radici, di quello che siamo stati, perché penso che in molte delle persone qui presenti c'è qualcuno che ha qualche parente lontano che è emigrato, quindi richiama un po' noi tutti. Quindi concludo con questo messaggio, che vorrei che questo progetto avesse un futuro magari con un riferimento verso le nuove generazioni, portare il concetto di quelle che sono le nostre radici, quello che è stata la nostra storia, trasmetterlo anche alle nuove generazioni sotto il profilo didattico, entrare nelle scuole magari, come anche previsto tra l'altro dalla Regione Veneto in un accordo con l'ufficio regionale scolastico, di iniziare un dialogo con i giovani, magari con mezzi diversi, attraverso meccanismi diversi che siano facilmente recepibili soprattutto dai bambini. Ecco, io vedrei questo realizzato magari sotto forma di un fumetto o per i bambini delle scuole elementari, oppure con un video intanto dedicato a questo. Stiamo presentando la città Manlio Francia, di cui sì, esatto, non credo molti di noi avessero sentito parlare. Quindi ringrazio Dino per questa appassionata
faremo l'introduzione musicale della serata suonando un tango di Manlio Francia, Passionaria, proprio in stile all'antica, come si suol dire. Sì. Erano tanghi ovviamente molto vecchi, il tango si è sviluppato moltissimo. È sicuramente il tango che voi avete un po' nell'orecchio, non ne parliamo di Piazzolla, è un tango moderno. Questi tanghi sono tanghi molto antichi, molto belli. Adesso in compagnia di, colgo l'occasione per presentare i maestri ed amici, Gino Zambelli al bandoneon, Vincenzo Albini al violino, e Virgilio Monti al contrabbasso. Quindi apriamo le danze con Passionaria di Manlio Francia. Muchas gracias. Adesso invitiamo i nostri ballerini che vi offriranno un brano di Manlio Francia, Passionaria.
Campera, lamento di campagna. Ok? Ruego
tangos più famosi di Mario con letra di Mario Battistella. Un tango che Manlio Francia, Fuego Lento.